Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, siamo in diretta, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la Presidente dell'ANCI del Veneto, Maria Rosa Pavanello, grazie di essere qui con noi, e del Direttivo ANCI del Veneto, Sindaco di Orgiano, Marco Zecchinato, grazie anche a lei. Quindi rispondiamo un po' alle istanze che ci avete fatto voi cittadini, alle numerose domande che ci avete posto, alle perplessità che avete manifestato, perché poi ci sono delle notizie sommarie che passano sul nazionale, naturalmente a livello locale le notizie sono più dettagliate, riguardano veramente il territorio. Siccome l'ANCI rappresenta i comuni d'Italia, i comuni del Veneto in particolare, i sindaci sono naturalmente le figure istituzionali più vicine ai cittadini, ma sono quelli che poi alla fine, nel caso degli immigrati che stanno arrivando in modo abbondante, si trovano a dover risolvere problemi gravissimi e in certi casi veramente insostenibili. Qual è la situazione di fatto? Cosa sta succedendo? È l'opinione pubblica che sta ingigantendo le cose o in realtà quello che alcuni di voi ci avete segnalato, che avete visto con i vostri occhi, è reale ed è diffuso, ma in che termini sul territorio? È una mancanza di rispetto da parte del governo nei confronti dei sindaci stessi, dei cittadini che si trovano ad assistere a scene inverosimili, ad avere anche paura, giustamente alcune signore hanno manifestato la propria paura dopo fatti anche dichiarati di violenza, per esempio il caso nei confronti della povera ragazzina diversamente abile che è avvenuto a Torino, o di altri episodi anche solo di battute che danno fastidio da parte di gruppi di uomini di colore che non hanno la stessa educazione nostra, lo stesso rispetto che possiamo avere noi, e anche mancanza di rispetto nei confronti di questi stranieri che arrivano e che non ricevono un'accoglienza nel senso tecnico del termine, ma che vengono bivaccati dove è possibile farlo. Poi problemi sanitari, problemi di vario genere che stanno emergendo. Per capire bene, vediamo un po' di fare il punto della situazione. Poi vediamo se riusciamo anche a sommi capi a definire il discorso relativo al decreto degli enti locali che è stato approvato recentissimo, anche se di questo sarà necessario avere un ulteriore appuntamento perché è talmente fresco che dovete ancora voi aprirlo, leggerlo e svilupparlo. E l'aspetto importante qui sarà il patto di stabilità. Patto di stabilità se darà o può dare una maggior respiro a voi comuni, che è l'ennesimo gioco. Allora, è una noce bollente, però cerchiamo attraverso di voi di dare delle risposte ai cittadini che non capiscono bene, non ci capiscono più niente, hanno paura, anche poi nascono anche delle situazioni incontrollabili. Beh, allora, partiamo innanzitutto che il Veneto si è sempre caratterizzato per un sistema, un modello di accoglienza anche piuttosto controllato, attento e rivolto anche all'inserimento, e quindi ha sempre gestito il Veneto, dico inteso in tutte le istituzioni venete che poi hanno operato in questo settore, per cui fino ad oggi gli arrivi sono stati gestiti, si è cercato di gestirli con numeri limitati e con una dislocazione diffusa fino a dove è stato possibile. Ecco, lei ha fatto benissimo a fare questa precisazione, perché ogni provvedimento di carattere normativo che è stato fatto non è stato fatto oggi. No. E neanche ieri, è stato fatto in tempi quando tutto era controllabile, gestibile e alla luce di una situazione completamente diversa. Sì. E se la situazione è improvvisamente cambiata, esatto. Infatti dovrebbero cambiare anche tutti quelli che sono. Noi ci troviamo di fronte ai protocolli soprattutto che regolano i rapporti tra Stati, quindi tra gli Stati dell'Unione Europea, sono stati approvati nel 2011, che è stata l'altra emergenza in cui c'era un altro governo, un altro ministro, e che i numeri erano estremamente diversi, perché parliamo penso un quadruplo adesso, e poi per i prossimi mesi sono anche inquantificabili, perché le situazioni di tensione, e abbiamo soprattutto persone che stanno fuggendo alla ricerca per salvare la vita, e perché sono in stati dove la libertà è privata, però la situazione è fuori controllo. Ricordiamo che è soprattutto la Libia, Stato con la quale non si riesce più a avere un'interlocuzione, che in passato riusciva ad arginare, e adesso non si riesce né a creare dei punti lì per fermare le partenze, perché sappiamo c'è anche tutto un sistema illegale, barconi, soprattutto e quindi tutto assolutamente illegale,
una sorta comunque di mafia, di arricchimento indebito, perché queste persone poi pagano delle cifre assurde per salvare le loro vite. Parliamo dell'accordo di Dublino che risale a quel tempo, però c'è anche un protocollo comunque che noi, essendo organismi entrati in carica sostanzialmente tra ottobre e dicembre del 2014, abbiamo trovato sottoscritto a livello nazionale tra l'ANCI nazionale, il Ministero dell'Interno e le regioni nella loro pienezza, quindi la Conferenza delle Regioni, che è il famoso protocollo del luglio 2014, che ha sulla falsariga comunque degli accordi del 2011 e del modello del 2011, ha in qualche modo individuato che ciascuna regione accoglie a un numero massimo che è legato al numero degli abitanti della regione e al prodotto interno lordo. E quello che in questi giorni si legge spesso sui giornali e che comunque viene detto anche a livello nazionale è che il Veneto e la Lombardia, ma soprattutto il Veneto, non è ancora arrivato a quella percentuale che è prevista in questo accordo. Allora, al di là di questa percentuale bisogna comunque fotografare una situazione di oggettiva difficoltà a trovare dei luoghi agibili e idonei per l'accoglienza, perché quello che si sta tentando di dire noi come associazione dei comuni è che immobili di proprietà comunale, anche dei comuni più grossi, utilizzabili, sono terminati. Quelli che c'erano di fatto sono già stati messi a disposizione e ad oggi quindi di proprietà degli enti locali non ci sono immobili idonei, agibili. Ci sono la stragrande maggioranza dei comuni a strutture che sono assolutamente inagibili e che per renderle agibili richiedono praticamente lavori importantissimi e anche molto onerosi che non si sa chi è in grado di finanziarli. E aggiungo anche, al di là che non si sa chi è in grado di finanziarli, richiedono del tempo, però l'emergenza è adesso, è durante quest'estate, perché l'Italia paga lo scotto di essere il paese più vicino, di avere una distanza molto breve e quindi poi di fronte all'accordo di Dublino è anche lo Stato che per primo come dire, salva queste persone, è lo Stato che poi deve portare a termine il percorso per arrivare al riconoscimento dello status di rifugiato politico, ed è una delle cose che noi abbiamo anche denunciato, che i tempi per arrivare dal momento in cui vengono salvate, che vengono portate in un luogo, che poi vengono anche distribuite, passano, almeno qui in Veneto, ci vuole quasi un anno di tempo per arrivare a dire se queste persone hanno diritto ad essere inserite sul sistema dell'accoglienza dei rifugiati o seppure non hanno i requisiti e quindi devono comunque tornare in un altro paese e non l'Italia e non l'Europa, perché non possono rientrare in questo percorso. Ecco, infatti ci sono delle percentuali abbastanza grandi in cui poi loro non firmano nulla, non rilasciano nessuna dichiarazione eccetera, però a voce lo dicono, vengono da paesi che non sono in guerra, semplicemente sono situazioni economiche e quindi trovano scampo, trovano come soluzione, escamotage, la fuga verso l'Italia. In un modo o nell'altro staranno meglio che non nel loro paese. Indubbio, sarebbe come se tutta la massa di italiani decidesse: questo paese non mi sta più bene, mi precipito e mi catapulto, che so io, in Australia, non so dove. E infatti i paesi dove c'è stato questo catapultarsi hanno preso i dovuti provvedimenti, hanno messo delle barricate ben certe. Stiamo parlando di italiani che vanno in Australia, sappiamo cosa è richiesto e tutto l'iter, per fare un esempio. Loro invece arrivano qui, alcuni, una piccolissima percentuale, è profughi, altri invece non lo sono assolutamente. E ci vuole troppo tempo, noi diciamo troppo tempo per arrivare a dire che effettivamente non sono profughi. Esatto, però nel frattempo si crea un'instabilità sociale. No, si crea anche quello che sta succedendo un po' in questi giorni, che non ci sono più spazi dove mettere i nuovi arrivi che sono legati alle condizioni climatiche, alle condizioni del mare, per cui riescono ad attraversare il mare e arrivare. Ecco, infatti, che atteggiamento, cioè giustamente qui c'è un titolo magari sul Mattino, però poi sul Gazzettino ci sono riportati altri titoli. L'ANCI chiede aiuto alla Regione e chiede di rivedere delle regole, e la Regione a sua volta si ribella nei confronti dello Stato dicendo: ma non potete comportarvi in questo modo qui, addirittura neanche avvisare, catapultarci questi pullman che fanno 20 ore più di viaggio per poi arrivare a destinazione, non si sa nemmeno il sindaco ne è informato. Sì, questo è vero, infatti il Presidente della Regione si è fatto portavoce di questo, dicendo appunto non siamo più in grado, il Veneto ha
numericamente ha già dato, ma proprio perché mancano spazi e diventa ingestibile questa cosa. Cioè, la Presidente è stata ben chiara, non c'è spazio umano. Sì, ma oltretutto va ricordato che poi anche storicamente, insomma, i fenomeni migratori ci sono sempre stati, però è chiaro che la portata e poi il tipo di approccio alla gestione che si ha portano a dei risultati completamente diversi. Io penso che se per assurdo, estremizzando, noi non gestiamo questo fenomeno e a questa portata che continua, pensiamo in qualche piccolo comune possiamo anche pensare di mandare migliaia di immigrati, ma allora diventa immigrazione di sostituzione, cioè vuol dire che sostituiamo anche la popolazione estremizzando il concetto. No, ma anche il problema, cerco di interpretare anche le mail che ci sono arrivate, quello che è successo a Padova in Vianelli, vabbè, è stato agli occhi di tutti, del mondo addirittura. Una volta che si insediano e che creano gruppo, perché poi stiamo parlando di gruppi, già circola la droga, eccetera, la delinquenza fa breccia dappertutto, per cui figurarsi dove c'è povertà, e si creano delle zone che poi a sradicare ci vogliono veramente anni, interventi economici pesantissimi, forze dell'ordine. È facile ricostituire una zona anelli un po' ovunque e dopo è difficile sradicarla. Ma infatti uno dei problemi che gli amministratori si pongono è anche di come, seppur limitatamente nel tempo, riuscire ad avere rispetto di queste persone che hanno il diritto e sono rifugiati, però come diceva la Presidente il tempo che intercorre per identificarli è tantissimo. È anche per tutti gli altri di capire come gestirli, cioè come farli convivere con la comunità locale. Pensiamo che le nostre comunità locali ci sono date delle regole e c'è una convivenza che dura da tantissimi anni. È chiaro che se ci sono altre comunità che arrivano con usanze e regole chiaramente diverse, non sto qua a discriminare, è già difficile creare un'integrazione in questo senso. In più, se come in questo caso c'è un'emergenza che viene gestita mandando dei gruppi, insomma, che arrivano, di immigrati che arrivano nel comune, l'amministrazione non sa magari nulla, quindi se li trova, come è successo anche di recente, in un parco all'aperto da qualche parte, se cominciamo ad avere questi fenomeni, per noi diventa veramente ingestibile. Aggiungo una cosa, che i comuni, in particolare nel Veneto, da anni stanno convivendo un momento di crisi e siamo fermi su qualsiasi cosa per patto di stabilità e quant'altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dove c'erano dei beni, degli immobili, i comuni hanno cercato improduttivi hanno cercato di liberarsene proprio perché erano un costo e quindi hanno cercato anche di introitare risorse per fare operazioni di manutenzione sul territorio e quant'altro quando è andata bene. In altri casi non sono neanche più riusciti a farne la manutenzione, per cui sono del tutto inagibili e inutilizzabili, e per cui adesso pensare di dover gestire questo problema, questa criticità, come ha detto qualche prefetto, magari requisendo anche gli immobili, utilizzando i capannoni, al di là che questo non è accoglienza, però questo veramente ci pone in seria difficoltà nel gestire in termini di sicurezza, in termini sanitari e quant'altro, l'accettazione di altre persone. Questo deve essere chiaro ed è un problema di cui deve farsene carico il governo, perché il governo ha il rapporto stretto, adesso insomma anche recentemente, con l'Europa. Ci sono degli impegni e vanno rispettati, però se, come diceva prima la Presidente, i termini sono assolutamente cambiati rispetto al 2011, va rivisto tutto. Questa è un'emergenza e quindi bisogna agire in emergenza. Come è mai possibile che la Francia, che ha causato tutto questo, se ne lavi in questo modo le mani? Sono scandalose, c'è le reazioni, quello che sta succedendo in questi giorni, perché io credo il ministro Alfano aveva detto che l'obiettivo era quello di utilizzare il criterio di un'equa ripartizione in tutti gli Stati europei ed era questo il punto sul quale stavano lavorando. Però, cos'è notizia di 2 giorni fa, hanno detto che se ne riparla a settembre. A settembre vuol dire ormai l'autunno. È inaccettabile che l'Italia venga lasciata sola in questo modo, è veramente inaccettabile, perché qui l'Europa sta dimostrando la sua debolezza, perché l'Europa è nata per molte ragioni, tra cui la principale è quella che ha garantito 70 anni di pace, di fatto, di pace perlomeno nei nostri stati, perché insomma ricordiamo poi i presupposti. Però deve comunque diventare davvero anche un'aggregazione che funziona insieme anche per la politica estera, e non può essere perché noi siamo il sud dell'Europa e che
che l'Italia se ne faccia assolutamente carico. Credo che davvero in questo forse un po' tutti dobbiamo supportare chi poi ovviamente va a trattare negli organismi europei, che non può essere davvero che i singoli stati se ne stiano lavando le mani. Però di fatto questo è successo, perché sono molto netti sta gli succedendo. Poi abbiamo stati come l'Inghilterra, dove stanno per essere presi provvedimenti normativi dove non verranno dato lavoro agli stranieri, ma in primis le aziende dovranno assumere i connazionali, i giovani connazionali. Quindi ognuno si regola in modo proprio, senza tener conto di una situazione diffusa. E allora i cittadini italiani si chiedono, ma che sia il caso di metterla giù dura anche noi, come fanno gli altri, come ha fatto la Francia, come fa la Germania, eccetera, e dire va bene, a questo punto non ti ricordiamo delle ritorsioni, cioè possiamo, perché noi non facciamo mai ritorsione. No, ma noi veramente paghiamo lo scotto di avere una distanza brevissima, cioè nel senso che noi abbiamo talmente tanti chilometri di coste. Ma la Spagna li respinge duramente. Ma ne ha molti meno, ma ha molte meno coste di noi, ha molte meno, cioè la Spagna spara dei proiettili. Io ho sentito, poi non è che posso occuparmi anche di politica estera, di gestione verso, poi viene chiesto un po' a tutti, ma noi siamo di fronte, ricordiamoci la Sicilia che distanza ha dalle coste dell'Africa, e solo noi abbiamo questa situazione e noi paghiamo lo scotto della nostra conformazione proprio strutturale. Poi si era parlato prima della tragedia o comunque immediatamente dopo la tragedia appunto di quasi quei 900 persone che sono purtroppo decedute con il barcone che ha affondato, di usare anche degli strumenti molto tecnologici per affondare i barconi, ma abbiamo anche visto che in primis noi non ne siamo dotati, ma anche moltissimi stati non ne sono dotati, per cui non si è ancora trovato un modo realizzabile per anche frenare gli arrivi. Se ne sta parlando, ma non ci siamo ancora. Credo che invece quello che è certo che ne arriveranno molti in questi mesi, e forse dobbiamo trovare comunque un modo di intervenire in cui tutte le istituzioni e gli enti si mettono insieme e non semplicemente che magari a livello centrale dicono voi dovete fare anche la vostra parte. Se esiste un protocollo, se esistono comunque delle modalità che non sono più idonee, in primis intanto che anche il Ministero dell'Interno intervenga a trovare nelle strutture di propria proprietà, perché tra Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, Demanio, di certo hanno dei beni immobili che forse dovranno considerare di rendere agibili, perché il caso di Treviso di qualche giorno fa, che sono stati portati nella caserma, una caserma senza luce, senza acqua, senza bagni. E lì com'è stato possibile fare questo errore madornale? Ma qui lo ha fatto l'organismo decentrato che ha detto sì, si può fare. Esatto, avevano fatto un sopralluogo, avevano verificato. Siccome dopo alla fine la patata passa sempre ai sindaci, quello che ci si chiede esiste un responsabile, questo responsabile sarà non sono i sindaci. Esatto, bravissimo. Ma allora potrete essere voi sindaci, voi dell'ANCI, è quello che tutti si chiedono, che a un certo punto puntate il dito contro quelle autorità che ha un nome e un cognome e che viene incriminata per quello che ha fatto, oppure civilmente, penalmente, cioè ci sarà un responsabile, perché bisogna che questa cosa, perché sennò tutti se ne lavano le mani e scaricano, no? E alla fine il problema non si risolve. Allora, io sono stata chiamata e sono stata ieri a Treviso con un po' dei sindaci, col sindaco di Treviso, ed è per questo che in quel caso... C'è una posizione diversa, tra l'altro. No, in quel caso, in primis la città capoluogo, ma poi anche molti comuni limitrofi hanno chiesto di fare un vertice con la regione, perché non si può pensare anche che una città capoluogo o comunque insieme ad altri comuni siano in grado di coordinare, ci vuole una struttura più ampia, delle figure e un intervento comunque tutto coordinato. All'inizio della prossima settimana ci sarà l'ennesimo tavolo regionale. Voglio dire, non vorrei però che alla fine, appunto, succede che siccome deve fare questo, deve fare l'altro, alla fine chi ha comunque la responsabilità dei territori sono i sindaci. Ecco, io non vorrei che succedesse questo, è per quello che stiamo chiedendo comunque di trovare un punto di condivisione, perché nonostante quello che stiamo denunciando, i diversi soggetti che mancano le strutture idonee,
gli arrivi continuano. Allora bisognerà pensare forse di trovare una struttura che almeno parzialmente, quando arrivano questi numeri così all'improvviso, che almeno per 2 o 3 giorni sia in grado di accoglierli, una struttura a livello regionale che non c'è oggi. Un hub, quindi. Il famoso hub, esatto, che altre regioni hanno e che il Ministero si era impegnato a creare anche qui nel Veneto. E che quindi non ha fatto. Torniamo, dopo parlo anche a lei, un attimo di pubblicità, poi ritorniamo insieme.